Erano le 12:20 quando la terra ha tremato in Croazia. L'epicentro a 44 km da Zagabria, nella città di Petrinia. La scossa di magnitudo 6,4 gradi della scala Richter è stata chiaramente avvertita in tutto il Veneto e su tutta la costa adriatica. In Croazia diversi gli edifici crollati e vari i morti, mentre in Italia non si sono registrati danni a persone o cose, ma sono state decine le chiamate alle sale operative del 115 per ricevere informazioni. Sempre a causa del terremoto è stata fermata in via precauzionale la centrale nucleare di Krško in Slovenia. A partire dalle 14 la terra ha di nuovo tremato in Veneto, con epicentro nel comune di Salizzole nel Veronese, con 3 scosse di magnitudo 3,4, 2,6 e la più intensa 4,4 registrata alle 15:36. A seguito della terza scossa è stato fermato in via precauzionale il traffico sulle linee ferroviarie Milano-Venezia e Bolzano-Verona-Bologna, con ritardi fino a 200 minuti e diverse cancellazioni. Diverse anche in questo caso le chiamate al 115 senza nessun intervento. Dalle verifiche effettuate sui manufatti non sono emersi danni di nessun genere, solo tanta paura per i residenti. Le scosse registrate nel Veronese e quelle in Croazia non risultano essere collegate.